A meno di una settimana dall'accoltellamento di un 19enne al parco Hayez di Mestre in zona cipressina, gli agenti della squadra mobile della questura di Venezia hanno fermato due ragazzi di origine moldava con l'ipotesi di accusa di tentato omicidio. L'episodio era avvenuto mercoledì scorso verso le 18. Tutto è partito da una discussione per motivi ancora da appurare, per sfociare poi nell'accoltellamento del 19enne di origine russa che ha lottato tra la vita e la morte per giorni. Era stato ferito gravemente al torace e operato d'urgenza la sera stessa. Il giorno seguente gli agenti avevano fermato il ragazzo che era a bordo dell'auto su cui i due erano fuggiti dopo l'accoltellamento, ma aveva dichiarato di non sapere nulla di quanto fosse accaduto al parco. Intanto la squadra mobile sta continuando a cercare il ragazzo di origine rumena che ieri sera a Mestre in Corso del Popolo ha accoltellato il titolare bengalese di un bar perché gli aveva chiesto di pagare il conto di quanto aveva consumato. Ma lui, in preda ai fumi dell'alcol, non volendo pagare, è andato in escandescenze mettendo a soqquadro locale e ferendo il titolare al volto.